Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video di Pillole di diritto. Sigla! In questo secondo episodio parliamo di come diventare proprietari di qualcosa senza acquistarla effettivamente. Se vi siete persi il primo episodio, sta qui in alto a destra. L'articolo 1158 del nostro codice civile prevede l'usucapione. Per capire cosa significa questa parola, partiamo dalla distinzione tra proprietà e possesso. Avere la proprietà di qualcosa significa che lo detengo legittimamente, quindi devo avere una ricevuta, uno scontrino o qualcosa del genere. Possederla invece vuol dire solo averla fisicamente, anche se non ne ho pieno diritto. Di solito chi possiede qualcosa ne è anche proprietario, ma non sempre è così. Nel primo episodio abbiamo visto che se un ladro ruba un anello, l'anello è in suo possesso ma non è il proprietario. Abbiamo però visto anche come una terza persona può diventare proprietaria di quell'anello. A questo punto però sorge una sorta di problema. La proprietà non si vede il possesso. Se io ho fisicamente qualcosa, posso vedere il possesso. Ma la proprietà non è che io giro sempre con lo scontrino in tasca di quello che ho comprato. Le scarpe che ho comprato un anno fa non mi porto dietro lo scontrino. Bene, quindi visibilmente non c'è nessuna differenza tra una persona che ha le scarpe da un anno senza ricevuta e le scarpe da un anno con la ricevuta. Non puoi vederlo. La persona con le scarpe senza ricevuta si sta di fatto comportando esattamente come me, quindi si sta comportando come se fosse il proprietario di quell'oggetto. Se questo comportamento si protrae per un lungo periodo e quindi nel tempo io faccio sempre credere che io sia il proprietario di quell'oggetto, si instaurerà nelle persone che mi vedono la convinzione che io sia il proprietario di quell'oggetto. Quando qualcosa viene accettato, tollerato e condiviso da un'intera comunità per un sacco di tempo, succede una cosa particolare nel diritto italiano. Si crea quello che si chiama affidamento, una particolare forma di fiducia. Si crea la legittima e fondata aspettativa che quell'oggetto sia di proprietà di quella persona e quindi di fatto diventa di proprietà di quella persona. Ed è così che nasce l'istituto dell'usucapione. Per dirla molto semplice, io usucapisco un bene nel momento in cui mi sono comportato per lungo tempo come il proprietario e nessuno si è opposto a questo fatto. In questo caso il nostro ordinamento prevede una cosa molto particolare. Il diritto si uniforma al fatto. Le due condizioni necessarie per usucapire un bene sono il possesso e il tempo. Ho fatto 3, ma in realtà non volevo fare 3. Del possesso abbiamo già parlato sia in questo video che in quello in alto a destra. Parliamo ora del tempo. Per usucapire un bene devono passare infatti tanti anni. Il termine ordinario è di 20 anni, però ci sono alcuni casi molto particolari nei quali, ad esempio, i beni mobili possono essere usucapiti dopo 10 anni. Per farvi capire, i beni mobili sono quelli che si possono spostare, tra molte virgolette, questa è una semplificazione. Il mio anello, ad esempio, è un bene mobile. Quindi se a 10 anni dal furto del mio anello il ladro si è sempre presentato come proprietario di questo anello e io non mi sono mai opposto, l'anello è suo. Bene, sono passati 10 o 20 anni e questo bene è stato usucapito. E ora che cosa succede al vecchio proprietario? Pausa galatina e poi lo scopriamo. Chiunque di voi non abbia mai mangiato le galatine sappia che è una brutta persona. Ovviamente sto scherzando. Facciamo un esempio che vi chiarirà tutto quanto. Siamo al liceo e il mio compagno di banco mi presta una confezione di grissini senza glutine, che è probabilmente l'esempio più sbagliato perché deperiscono, però non fa niente. Io e il mio compagno siamo molto amici, ci vediamo tutti i giorni e ci facciamo bocciare un sacco di volte, quindi passano 10 anni e siamo ancora al liceo, ancora compagni di banco. Io però, anche vedendolo tutti i giorni, non gli ho mai ridato il pacchetto di grissini senza glutine, me lo sono sempre tenuto io. Arriviamo al 10° anno, manca un solo giorno e il mio amico ha 2 possibilità. O mi chiede indietro i grissini, oppure io divento proprietario il giorno dopo. Il mio amico non mi chiede indietro i grissini, perciò il giorno dopo io sono il proprietario effettivo dei grissini. Li apro e tento di mangiarli. Poi muoio perché sono deperiti, però va bene. E attenzione che lui non può più richiedermi indietro il suo pacchetto di grissini perché è il mio pacchetto di grissini. Anche perché io sono morto, quindi non mi si può richiedere indietro la roba. Si parla di acquisto di proprietà a titolo originario, ma questo è un tecnicismo che ho lasciato per fine video, così i pochi che sono arrivati fin qui chiuderanno il video ora. Quindi per quelli che non hanno chiuso il video finisce qui.
Io vi invito, se vi è piaciuto, a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina. Come sempre, tra poco appariranno degli altri riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.